Diteci cosa dobbiamo fare, sembrano parlare così le facce di risparmiatori e azionisti della Banca Popolare di Vicenza riuniti dall'Adiconsum. Dopo 4 anni di riunioni e incontri con esperti, sui loro volti continuano ad esserci tanti interrogativi e ora, per arrivare a ottenere un rimborso di almeno il 30% di quanto perso, se governo vuole, servono le carte, tante carte, tra quelle messe via in anni di fiducia forse cieca nella loro banca. Dopo aver transato i 9 euro ad azione, vale la pena continuare. Ho capito che molte persone non sono a conoscenza di questa opportunità o non vogliono riaprire, però di fronte a portare a casa un risultato del rimborso noi siamo per quantomeno focalizzare anche un'informativa su questo. Forse perché da un'indagine di Consum è emerso che ben il 78% dei clienti BPV che si sono messi nel lungo viaggio alla ricerca dei loro risparmi bruciati hanno più di 60 anni. Gli altri stanno con il fiato sospeso in attesa che nella Gazzetta Ufficiale e nel portale Consap escano le modalità di accesso al fondo indennizzi risparmiatori, un'attesa estenuante. Lo spostare questa cosa nel bel mezzo di una campagna elettorale, farla slittare, dà il segno, come dire, di una situazione che non è trasparente, non lo è. Ci sono ancora elementi di opacità, la dico grave, che sembra voluta. Voluta da chi? Forse non lo sapremo mai. Come giudicare intanto le parole autoassolutorie di Zonin e Iorio al processo in corso? Io penso un gran male di quello che hanno fatto e non pagheranno assolutamente nulla, e questo per un paese civile è uno scandalo.